Sconfitta interna per l'Accademia Palermo Calcio, 1-2 risultato contro il Ciaculli. Siamo qui con il tecnico mister Davide Santalucia. Le chiediamo subito cosa è mancato oggi, se dovesse dare anche un giudizio sulla sua squadra, qual è forse l'aspetto che più non le è piaciuto? Intanto buongiorno e buona domenica a tutti. Quello che non mi è piaciuto è che ci è mancato gli ultimi 10 metri. Gli ultimi 10 metri non siamo arrivati a concludere, non siamo stati cattivi sotto porta e anche degli errori tecnici sugli ultimi passaggi hanno fatto sì che siamo stati bellissimi per tutta la partita, ritengo fino agli ultimi 10 metri. Poi gli ultimi 10 metri è un errore che purtroppo in questa stagione, soprattutto nelle ultime partite, ci ha penalizzato, però alla fine le paghi, oggi le abbiamo pagate. Loro 2 episodi hanno deciso la partita, una partita che la mia squadra credo che abbia fatto la nostra partita, abbiamo giocato di personalità, siamo stati bravissimi a costruire, a partire sempre dal basso, ad arrivare sempre in questi ultimi 10 metri. Poi negli ultimi 10 metri o per bravura del portiere o per bravura loro in difesa, o come ho detto prima per degli errori nostri, la palla non è entrata. Però io alla fine posso fare un applauso solo a questi ragazzi che dall'inizio della stagione che lavorano sodo. Abbiamo centrato l'obiettivo ampiamente già da tante giornate, che è quello della salvezza. Avevamo e abbiamo, però perché ancora la matematica non ci condanna, abbiamo un ulteriore obiettivo che è quello dei playoff, che fino all'ultimo ci proveremo, lo cercheremo con tutte le nostre forze, però alla fine oggi gli episodi ci hanno condannato. Complimenti comunque anche al Ciaculli che ci ha creduto e che ha sfruttato le 2 occasioni. Lei ha parlato giustamente di episodi, le chiedo quanto ha influenzato, negativamente parlando, prendere un gol al 34esimo, quindi a 1 minuto dall'intervallo. Sicuramente quando prendi gol a 1 minuto dalla fine dell'intervallo, un po' a livello psicologico ti penalizza, però devo dire che invece no, perché subito dopo abbiamo avuto una palla gol, poi abbiamo iniziato subito il secondo tempo con 2 occasioni prima del pareggio, anche lì nell'area piccola non abbiamo sfruttato, sono state tante oggi le azioni e le palle nell'area piccola che non abbiamo sfruttato, e secondo me la sconfitta viene da questi errori, da questi episodi. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Fortitudo Bagheria. La classifica recita al momento Accademia Palermo Calcio 29 punti, 32 per il Fortitudo Bagheria. Le chiedo quanto è importante questa sfida, visto che è anche uno scontro diretto. Ma come ho detto prima, noi ora abbiamo 3 partite, le giocheremo fino alla fine, cercheremo di fare 3 vittorie. Non è facile perché il calendario ci ha messo davanti squadre ben organizzate, però la mentalità, come quella del mio gruppo, è quella di andare a giocarsi la partita in tutti i campi, e anche lì a Bagheria andremo per fare la nostra partita. Non siamo dietro a nessuno. Io credo che questa squadra è uno di quei gruppi, forse uno dei pochi, anche questo, per esempio quello che abbiamo incontrato oggi, è un gruppo da anni che lavora insieme, noi è un gruppo che lavora da agosto, ha cambiato tantissimo, e credo che abbiamo fatto dei passi da gigante passi in avanti davvero importanti in questo campionato, e andremo lì per giocarci la partita.